Buongiorno e ben ritrovati con le news di prealpina.it. Dunque, come annunciato ieri, tra meno di 48 ore la Lombardia tornerà in zona gialla, possibilità di viaggiare anche fuori dalla regione, ma solo tra regioni gialle, tutte le scuole in presenza e riapertura di bar e ristoranti, sia pure per il momento solo con i posti all'aperto. I proprietari si stanno attrezzando e da parte loro, è il caso ad esempio di Gallarate, le autorità locali cercano di agevolare le aperture con tagli alla burocrazia per quanto riguarda l'introduzione di nuovi deor. È imminente anche la riapertura di cinema e teatri, anche se l'ok è arrivato solo ieri dal governo, senza preavviso, ha messo in contropiede i gestori, già penalizzati tra l'altro dal coprifuoco alle 22 che danneggia la programmazione. Bisognerà così attendere ancora almeno un paio di settimane per tornare in sala, dando il tempo ai distributori dei film di riorganizzarsi. Quanto ai teatri, invece, a parte qualche spettacolo in pomeridiana, probabilmente l'appuntamento sarà ormai con la prossima stagione. Tutti gli approfondimenti su questi temi sono disponibili su prealpina.it. Andiamo ora alla cronaca. Se vorrà avviare la revisione del suo processo, Giuseppe Piccolomo dovrà trovarsi un nuovo legale. Il suo avvocato, Stefano Bruno, ha infatti formalizzato la rinuncia al mandato difensivo. Il motivo? Divergenze sulle scelte da compiere in merito alle vicende giudiziarie del 69enne originario di Corato, in provincia di Bari, che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Carla Molinari e che attende ancora il giudizio della Cassazione sul caso della morte della prima moglie, Marisa Maldera, dopo che a gennaio la Corte d'Assise d'Appello aveva azzerato la condanna al carcere a vita per omicidio volontario inflittagli a Varese in primo grado. Su quali siano le divergenze che l'hanno portato a dismettere il mandato, l'avvocato varesino mantiene assoluto riserbo. Andiamo ora ad Azio, dove fa discutere l'allontanamento di Don Emanuele Borroni, 45 anni, parroco delle tre comunità di Azio, Comacchio e Orino, ora affidate al vicario Don Silvio Bernasconi. Ciò sarebbe il risultato di un lungo braccio di ferro tra il sacerdote e il vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni. Le due comunità fanno infatti parte della diocesi lariana. Misteriosi i motivi della decisione, nessuno nei tre paesi conosce a fondo la questione, anche se a qualcuno scappa detto che la convivenza tra le tre parrocchie non è mai stata semplice e che il Don ha la testa dura e ne ha fatto le spese. Risultato, Don Emanuele, sacerdote da 20 anni e parroco da 12, attualmente si trova a casa dei genitori in Val Marchirolo. A Malpensa, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno fermato tre passeggeri che trasportavano somme ingenti di denaro non dichiarato, in totale quasi 190.000 euro, di cui quasi la metà è stata sequestrata. Si tratta di un libanese proveniente da Beirut, di un nigeriano in partenza per Lagos e di una donna pure nigeriana in partenza sempre per il suo paese natale. Negli ultimi due casi i contanti erano nascosti nei calzini all'interno delle valigie e in pacchi di farina sigillati e caricati nella stiva. Dettagli su prealpina.it. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.